Eccolo là che arriva! È quello nuovo! È quello nuovo! Finalmente! Che bello! È bellissimo! Beh, il treno è sempre il treno, Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Tragedia nella notte a Varese. Un uomo ha perso la vita sul raccordo dell'autostrada A8. I particolari nel servizio con immagini dell'agenzia Blitz. Tragico incidente nella notte a Varese sulla bretella della A8 che collega la città con l'autostrada. Un uomo di 43 anni di nazionalità marocchina, IM le iniziali, è morto dopo essere stato travolto da un'auto. I soccorritori giunti celermente sul posto lo hanno trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni gravissime, ma l'uomo non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 2 di notte. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, la vittima, che risiedeva su Mirago, avrebbe dapprima perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro una barriera, poi, una volta sceso dal mezzo, sarebbe stato investito da una vettura che sopraggiungeva. Il tragico impatto è avvenuto nel tratto in direzione Milano, che è rimasto chiuso per ore. Sul posto, oltre alle ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco. Sono stati rintracciati e arrestati ieri sera i 2 uomini evasi dal carcere varesino dei Miogni nella giornata di San Valentino. Erano nascosti a Indunolona, il servizio con immagini dell'agenzia Blitz. Sono stati arrestati i 2 evasi dal carcere dei Miogni nel giorno di San Valentino. Li ha trovati la polizia penitenziaria di Varese insieme al nucleo investigativo regionale di Milano. I 2 sarebbero sempre rimasti insieme e si nascondevano nei pressi del cimitero di Indunolona, dove pare avessero trovato rifugio fin dal momento della fuga. Roberto Nardello ed Anthony Ragona sono stati individuati intorno alle 20:30 di ieri sera. Ai loro polsi sono immediatamente scattate le manette, poi l'immediato trasporto non ai Miogni ma al carcere di San Vittore a Milano. Ma come si è arrivati a scoprire il luogo dove i 2 evasi si nascondevano? Da una prima ricostruzione pare che la polizia penitenziaria tenesse d'occhio i loro familiari e che questi ieri sera siano partiti per Indunolona con lo scopo di aiutarli nella fuga, ma sono stati seguiti ed è avvenuto l'arresto. Maltrattamenti all'asilo nido di Coquio Trevisago. È arrivata la sentenza. La maestra e titolare del micronido I Folletti del Bosco ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, davanti al giudice dell'udienza preliminare Giuseppe Battarino. Prima dell'udienza i suoi difensori hanno consegnato alle 6 famiglie che si erano costituite parte civile altrettanti assegni circolari da 2.000 euro l'uno a titolo di risarcimento. A questi 12.000 euro l'insegnante ne dovrà aggiungere almeno altrettanti. Il giudice l'ha infatti condannata a rimborsare le spese di costituzione in giudizio delle controparti, quantificate in circa 2.000 euro ciascuno. Studenti in piazza anche a Varese questa mattina, dopo la tragedia dei 2 ragazzi morti mentre svolgevano uno stage nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, il servizio di Andrea Giacometti con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Studenti in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro in seguito alla morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, entrambi caduti mentre svolgevano lo stage nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Manifestazioni in tutta Italia e anche a Varese, in piazza Montegrappa, iniziative che sono state organizzate in tutto il paese da diverse sigle studentesche e a Varese che ha visto la presenza del Fronte della Gioventù Comunista. Studenti medi, universitari, giovani lavoratori per dire no alla scuola dei padroni, come si leggeva nello striscione rosso steso nella piazza varesina. Tra le richieste dei manifestanti quella di rendere volontario lo stage e quella di creare commissioni paritetiche per valutare in quali aziende è sicuro fare stage. I 2 ragazzi morti nel corso degli stage sono stati ricordati anche nella piazza di Varese. Come ha detto la madre di uno di loro, ha detto un ragazzo, noi in piazza siamo una carezza per suo figlio. Chiusura col basket. Varese torna sul parquet questa sera, con inizio alle 20:30. L'Open Giommettis recupera a Casalecchio di Reno la trasferta della seconda giornata di ritorno contro Reggio Emilia, ritrovando ad avversario l'ex coach biancorosso Attilio Caia. Per Varese, reduce dal successo a Venezia, si tratta della gara che conclude il ciclo di impegni precedenti alla pausa per l'attività dell'Italbasket. Dopo la gara odierna, Ferrero e soci staccheranno la spina fino al 6 marzo, in occasione dello spareggio salvezza contro Cremona, nel quale tornerà a disposizione Guglielmo Caruso. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19, augurandovi un buon pomeriggio.